Sono passati 10 anni da quando nel 2015 la latteria di Camazzole di Carmignano di Brenta, in provincia di Padova, è confluita in Lattebusche, diventando un tassello produttivo strategico per quella che oggi è una delle più importanti cooperative casearie italiane. 288 soci, 155 milioni di fatturato nel 2024 e la capacità di lavorare ogni giorno quasi 4.000 ettolitri di latte. In particolare, qui a Camazzole si è deciso di concentrare la produzione di Asiago DOP nelle due tipologie fresco e stagionato, a cui si è aggiunto di recente anche il penna nera. È stata la 22esima, fusione che abbiamo fatto nel nostro percorso di crescita e oggi siamo in grado di far vedere, oggi oltre che commemorare i 10 anni faremo anche un porte aperte, di modo che gli ospiti che ci sono, ma anche la popolazione, possano vedere come è stata ristrutturata l'intera struttura. Abbiamo fatto degli investimenti molto importanti e abbiamo creato un polo per la produzione dell'Asiago, direi di forte impatto e anche importante sotto l'aspetto economico. La produzione di Asiago DOP a Camazzole rappresenta una quota significativa della filiera, andando ad aggiungersi al volume complessivo certificato e tutelato dal consorzio Asiago DOP. Quest'anno arriveremo a 23.000 tonnellate, quindi la quarta DOP di latte vaccino in Italia, nonché quella che attualmente sta riscontrando le migliori performance sul mercato, soprattutto nazionale. La crescita è dovuta al fatto che si tratta di una DOP controllata, quindi con tutte le certificazioni del caso, controllata con estremo rigore, dal latte al processo produttivo e anche al processo di innovazione, quindi le nostre aziende lavorano con i loro marchi, i loro brand, promuovendo la loro specificità, ma nell'ambito della DOP, questo insieme all'innovazione di prodotto, quindi nuovi formati, il grattugiato, le fettine, gli snack, fa sì che la DOP, l'Asiago, riscontri un crescente interesse e riscontro da parte dei consumatori, sia fresco che stagionato. Lo stabilimento di Camazzole è oggi un fiore all'occhiello anche sul fronte della sostenibilità. Noi abbiamo fatto investimenti sensibili in questi 10 anni, direi per un valore che supera i 6 milioni di euro, quindi abbiamo una struttura assolutamente al passo coi tempi, in grado di fare un prodotto ancora in pratica artigianale, ma al tempo stesso in grado di garantire tutti gli aspetti igienico-sanitari e la qualità anche organolettica del prodotto. Crescita del fatturato e quindi della lavorazione del latte ci ha anche consigliato un investimento importante per quanto riguarda l'ambiente, tant'è che a metà del mese in corso partirà il nuovo impianto di depurazione delle acque, perché quello dell'ambiente è uno dei motivi per cui da parecchi anni riceviamo il riconoscimento per la sostenibilità del nostro operare. È nel nostro DNA fare prodotti di qualità e con la massima garanzia. Questi sono i due principali fattori che noi adoperiamo per i nostri prodotti e penso ci stiamo riuscendo. Prodotti di gran qualità, in questo caso l'Asiago, ma come il grana, il piave e gli altri prodotti, per dare appunto al consumatore prodotti di garanzia. Vorrei ricordare che secondo me quando le cose vanno bene si vende di tutto, quando le cose vanno male a poco si vende solo la roba buona, quella un po' meno buona si fa molta fatica. Non solo Asiago DOP, Lattebusche nei suoi 6 stabilimenti in Veneto produce altre 3 DOP, il grana padano, il piave e il montasio. Poi ci sono il gelato e un progetto tutto dedicato al bio nel bellunese. Oggi lavoriamo in 6 strutture, qui vicino a San Pietro in Gu e un po' più lontano a Sandrigo produciamo grana padano, è il più grosso centro di produzione del Triveneto. A Chioggia facciamo il gelato, la sede storica fa tutti i prodotti a marchio, più il formaggio piave che proviene esclusivamente dal latte della provincia di Belluno, e su in alto a 1200 metri a Padova c'è uno stabilimento che ci ha dato la possibilità di fare una specie di distretto biologico, tant'è che tutti i produttori latte di quell'area, da Cortina a Sappada, producono biologico.